Buongiorno da Portoviro, Sala Eracle, importante incontro organizzato dalle 3 diocesi che si affacciano sul mare Adriatico. La diocesi di Chioggia con il vescovo Giampaolo Dianin, la diocesi di Adi e Rovigo con il vescovo Pierantonio Pavanello e la diocesi di Ferrara e Comacchio con il vescovo Giancarlo Perego. Per parlare di Trivelle, al quale sono stati invitati esperti e docenti universitari. Tra gli altri Vittorio Marletto, fisico e climatologo del gruppo Energia per l'Italia, Francesco Musco, urbanista Università IUAV di Venezia, Giorgio Osti, sociologo Università di Padova, Alberto Riva, geologo Università di Ferrara, Bernard Schreffler, docente di Scienze delle Costruzioni Università di Padova e Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Ecco, qualcuno mi ha chiesto nei giorni scorsi, in riferimento a questo convegno, se adesso si mettono anche i vescovi a fare politica. Qualcuno ha anche telefonato da Roma preoccupato. Cosa sta succedendo a Portoviro? Siamo in pace. Ho risposto dicendo che siamo tutti membra vive della vita sociale di questo nostro paese e che la Chiesa da sempre cerca di essere accanto alle persone, vive e opera in un territorio e accanto alle istituzioni. Pensiamo a quanto insieme si cerca anche di aiutare le varie povertà, ecco, Caritas, istituzioni, servizi sociali. Quindi, come dire, ci sentiamo fraternamente insieme con tutte le istituzioni. Nasce così questo convegno. Alla fine dello scorso anno il tema delle trivellazioni in Adriatico aveva riempito le pagine dei giornali. Poi col nuovo anno è un po' calato il silenzio. Ci siamo chiesti, noi 3 vescovi, che abbiamo un legame particolare con questo territorio, in particolare col delta del Po, se avevamo nulla da dire, se potevamo anche noi dire qualcosa su questo tema, non perché ci sentissimo depositari di qualche competenza scientifica o tecnica, ma perché vogliamo bene a queste terre, perché sono anche le nostre terre, perché la gente che vi abita la conosciamo, ci sta a cuore, conosciamo le gioie, le fatiche e anche le preoccupazioni che ci sono. Gli esseri umani, seconda frase, sono responsabili di quasi tutto il riscaldamento globale negli ultimi 200 anni. La temperatura nell'ultimo mezzo secolo è aumentata più velocemente che negli ultimi 2000 anni, quindi quando voi guardate i dati di 2000 anni, cioè siamo in grado di ricostruire la temperatura del pianeta Terra dalla nascita di Cristo fino a oggi, si vede un plateau praticamente e poi c'è un picco di 1 grado di aumento in 50 anni e sono questi ultimi 50 anni dagli anni 60-70 fino a oggi. Tutto ciò agli scienziati è del tutto chiaro ed sono chiarissime anche le cause. Le cause si chiamano emissioni di gas serra, in particolare emissioni di anidride carbonica. Noi italiani ci siamo evoluti negli ultimi 50 anni, siamo passati da un paese che negli anni 50 nel dopoguerra era un paese sostanzialmente contadino, poco industrializzato, poco urbanizzato. Nell'arco di pochi decenni abbiamo trasformato la nostra vita e il nostro territorio utilizzando enormi quantità di energia fossile. Quindi noi abbiamo come comunità, ma non solo qui, in tutto il paese abbiamo delle cose da fare, ma non sono queste, no? Non è trivellato. Per esempio, l'Unione Europea ci ha appena detto 2 settimane fa, direttiva RED 3, cercatela in internet, la direttiva RED 3 prevede, dopo lunga trattativa tra tutti i paesi, che noi dobbiamo arrivare al 2030 a consumare energia che per il 42,5% deve essere rinnovabile. Quindi il problema grosso che abbiamo è come facciamo? Abbiamo 7 anni, siamo nel 2013, nel 2030 dobbiamo passare dall'attuale livello che è circa 18, dobbiamo arrivare al 42,5. Allora questa comunità e altre comunità nazionali come si stanno organizzando per raggiungere questo obiettivo obbligatorio dell'Unione Europea? Trivellando altro gas? Sicuramente no. Quello che vi dico non è novità. Nel 99 la Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente
si misero insieme per analizzare il progetto Alto Adriatico. Nel 1999 fu fatto un decreto ministeriale, poi ratificato nel 2001 mi sembra, dove questi scienziati che si erano messi insieme avevano analizzato i dati prodotti da Agip. Lo sappiamo perché rimandarono a settembre il progetto Agip. Rimandarono a settembre il progetto Agip perché i dati del sottosuolo non erano i dati del sottosuolo dell'Alto Adriatico, i dati del sottosuolo erano dati che erano stati presi nel mare del nord, a nord della Scozia. Il professore ci insegna che il modello matematico è una cosa stupida, perché possiamo mettere dentro i dati sbagliati per ottenere il risultato che vogliamo. No, questo non è consentito né a chi propone né a chi calcola. Quindi è assolutamente necessario, questo è il mio punto di vista, la nomina di una commissione di veri esperti che ci dia una mano per analizzare la modellistica matematica. Però stiamo attenti, perché stiamo guardando distante e non ci accorgiamo cosa ci succede intorno. Stiamo guardando le trivelle che sono a 9 miglia e non abbiamo letto il PITESAI. Cos'è il PITESAI? Il PITESAI è il piano regolatore delle trivelle, è il piano regolatore delle trivelle che è stato pubblicato nel febbraio dell'anno scorso. E cosa dice questo PITESAI? Dice che la linea di costa, che le estrazioni di metano bisogna fare al largo di fronte a Chioggia, però dietro a Chioggia è possibile perforare ed estrarre metano subito dietro a Chioggia. Andatevi a leggere in internet, è disponibile, andatevi a leggere il PITESAI e verificate se quello che vi dico è vero. Abbiamo le trivelle a 9 miglia, però nel PITESAI è previsto che possono derivarci gas esattamente dietro le spalle, quindi è necessario analizzare il problema in tutto il suo contesto. Siamo già stati scottati con l'acqua calda, abbiamo evidentemente paura dell'acqua fredda, ma siamo sufficientemente intelligenti di non avere i paraocchi. Non diciamo di no così a prescindere, dobbiamo dire un no motivato su basi scientifiche. Non possiamo permettere a nessuno di prenderci in giro con modelli matematici elaborati in questo modo.